A Montaperto domenica Festival del Gusto, ecco, che prodotti si potranno degustare? Beh, prodotti legati a slow food e quindi innanzitutto il cibo di strada e ovviamente slow food ci tiene molto alla qualità. Quindi prima di tutto ci sarà il territorio. Sono coinvolti infatti molte persone proprio di Montaperto e ovviamente anche qualcuno di fuori. L'idea di slow food è quella, cibo buono, pulito e giusto. Per cui sia che sia panino con la milza che con le panelle, oppure sia la cugireggia di Delia, che peraltro è un presidio slow food, è tutta roba che qualifica in maniera grande il territorio. Vuol dire che lì c'è gente che ci lavora, ci sono contadini, c'è gente che capisce che si può fare un'agricoltura di qualità senza per forza svendere il prodotto che si fa. E quindi su quello vogliamo lavorare, ma anche creare un evento che si ripeta negli anni. Il marchio Slow Food è importante per il comune di Agrigento, per Montaperto, perché è un marchio internazionale. Vogliamo legare questo evento a tutti gli altri che avvengono in Sicilia e nel resto dell'Italia. Cosa rappresenta per Montaperto questa iniziativa per la valorizzazione del territorio di Montaperto? Montaperto è un piccolo borgo che però è molto antico, è molto, molto pieno di risorse da riscoprire e questa occasione offre la possibilità di intanto poterlo visitare e poter vedere cos'è Montaperto, questo piccolo borgo che già si può apprezzare con il presepe di Montaperto a Natale. Qual è il programma della manifestazione? Il programma della manifestazione prevede, oltre delle degustazioni di cibo che verrà fatta là al momento, tipo c'è il ricottaio che fa la ricotta, quindi i bambini possono vedere come viene fatta la ricotta, ci sarà la pizza con il pizzaiolo che farà la pizza e tutto sarà alletato da un complessino che suonerà sino a tardi. Quindi invitiamo tutti a venire a passare una bella serata a Montaperto di aria pulita, fine e di venirsi a divertire con noi in questa serata.